questo ragazzo che è arrivato di corsa e ha coltellato questo insegnante. Non c'è stato un motivo particolare, assolutamente, non sappiamo nulla, faranno le loro indagini la polizia. Non so. Ma era un suo alunno? Era un suo alunno, un mio alunno anche, sì, io faccio laboratori professionali, non sono un insegnante di ruolo qua, però sì, è un alunno che Conosceva la professoressa? Sì, ma lei, la professoressa è una coordinatrice, quindi conosce un po' tutti i ragazzi dell'ENAIP, lei è da tantissimi anni che è qua. Quindi... Non c'erano stati liti? No, assolutamente no, non c'erano stati liti, tra l'altro rientravano dallo stage, quindi non c'era neanche stato un... come si può dire? Scusate, ma io sono sotto shock perché ecco, ero proprio lì alla scena, quindi potete immaginare. Ma il ragazzo ha detto qualcosa dopo il coltellamento? No, è scappato subito. È scappato. È stata proprio una cosa improvvisa, sì. Però vi dico, non posso dire di più perché questo è quello che... Nel comunicato della scuola c'è scritto che il ragazzo aveva problemi, una diagnosi funzionale. Ecco, di questo purtroppo non vi posso parlare perché era proprio la coordinatrice che seguiva tutta questa parte, diciamo, di certificazioni che io purtroppo da esterna non so. Ecco, più di tanto questo non posso dirvelo. Grazie. Prego.